Bentornati un nuovissimo aggiornamento con le previsioni meteo. Mi scuso, nel scorso video non ho visionato la parte audio a chi ovviamente si è iscritto al canale. Parliamo quindi delle previsioni meteo, cosa succederà già da sabato notte. Assisteremo all'arrivo di un primo impulso umido che scatenerà dei temporali sul Triveneto, sulla Lombardia, e quindi queste aree saranno più favorite anche fino al Piemonte da questi temporali. Guardate intanto però cosa andrà a succedere proprio con questo cambiamento. Possiamo vedere come l'anomalia del caldo che si è registrata in questi giorni è stata notevole e ha raggiunto anche picchi fino a 40 gradi su diverse zone del centro e del sud Italia. Guardate poi però cosa andrà a accadere. Un impulso più fresco diretto proprio dalla Scandinavia riuscirà a portare un notevole calo delle temperature, tornando anche leggermente sotto la media sul nord Italia. Tant'è quindi che la spinta delle correnti più calde africane andrà ad orientarsi verso quella orientale, l'Europa orientale, favorendo quindi il ritorno all'instabilità, al fresco e quindi una bella rinfrescata che ci godremo, però in compagnia di forti temporali, quindi la criticità di grandinate medio-grosse, la dimensioni rimane elevata. Infatti guardate come saremo più colpiti proprio il nord Italia, le Alpi e quindi generalmente tutto quanto il nord, specie sulle medio-alte pianure, saranno interessati da forti temporali e quindi anche da un grande accumulo di pioggia prevista. Guardate come il cambiamento che subiremo a passare dal forte ondata di caldo andrà a subire quindi una rinfrescata. Come vedete le temperature scenderanno anche di oltre 10 gradi, tant'è che pensate le massime in Valpadana non supereranno i 28 gradi, quindi una bella passatina fresca che perdurerà anche fino alla giornata di giovedì. Pensate, per quanto riguarda la giornata di sabato, quindi generalmente assisteremo a dei fenomeni sparsi ancora, soprattutto durante le ore notturne e della mattina, fino alle medio-alte pianure del nord-ovest, e poi con formazione di rovesce temporali nel pomeriggio sul Dolomiti e sul Trentino Alto Adige, e localmente vi segnalo anche soprattutto sull'Appennino lucano e anche però quello campano c'è una possibilità maggiore, oltre che su parte dei settori dell'Appennino centrale. E come vi dicevo, proseguirà poi anche una giornata di domenica più dinamica, perché è proprio qui che arriva la prima vera perturbazione strutturata sul nord Italia, con il passaggio di forti temporali che dapprima interesseranno la Lombardia, guidati proprio da queste correnti più fresche di matrice atlantica, che andranno appunto a dirigersi verso le pianure della Lombardia, come dicevo, del Veneto e del Friuli. In parte potranno anche interessare la costa ligure e anche sulla alta Toscana. C'è il rischio che si possano formare delle multicelle temporalesche. Altrove ricordo c'è un rischio maggiore proprio tra Lombardia, il Veneto e il Friuli di un sistema convettivo QLCS con più supercelle, quindi il rischio di grandine fino a medio-grosse dimensioni rimane assai elevato, avendo un CAPE elevato e valori di energia insomma molto elevati. Questo andrà a portare poi lunedì arriverà un calo termico più deciso anche sulle regioni della Toscana, in parte anche del centro, comunque leggero ancora, rimanendo attorno ai 30-32 gradi al centro l'Italia, al sud Italia ancora picchi fino a 37 gradi. Guardate lunedì, queste le aree più favorite dalle precipitazioni, come vedete, non solo ancora una volta il nord Italia, il Piemonte un po' più escluso da questo passaggio, guardate anche la capitale di Roma, di Napoli, quindi anche sulle coste del versante tirrenico e sull'Appennino centrale potremmo assistere quindi a queste multicelle temporalesche nelle ore pomeridiane. Quindi attenzione, possibilità come vi dicevo anche qui fino a Napoli, quindi c'è questo rischio maggiormente ovviamente sul nord-est e sulla Lombardia, e poi come vedete anche lungo versante tirrenico. Questo cosa succederà?
provocherà una discesa di correnti più fresche in modo più diretto proprio dalla nottata di martedì. Irromperà il flusso fresco e porterà quindi il calo delle temperature notevoli al nord, con valori che saranno tra i 25 e i 28 gradi durante il giorno, con il passaggio, attenzione però, di un ultimo fronte temporalesco che andrà ad agire sull'estremo nord-est, quindi sul Trentino, sul Veneto, sul Friuli, e sconfinerà entro la serata anche sulle pianure, quindi lungo il versante adriatico, come vedete, in parte anche sulla Romagna entro la serata e la nottata di mercoledì. Quest'ultimo passaggio favorirà quindi un ritorno poi a condizioni meteo stabili, ma soprattutto con clima gradevole. Questo è quello che si trae ovviamente dopo il passaggio di questi impulsi temporaleschi, e vedete come poi l'anticiclone rimonterà e assisteremo almeno fino alla giornata di venerdì a un clima gradevole su tutta quanta l'Italia, quindi insomma picchi di 30 gradi già li subiremo la giornata di venerdì al nord, sulla Val Padana. E poi però attenzione da valutare nel weekend, una nuova impennata termica a causa della rimonta dell'anticiclone subtropicale, ma ne riparleremo. Mi raccomando, preparatevi a questa forte ondata temporalesca, però godiamoci questa pausa rinfrescante.